Ad una settimana dall'avvio delle presentazioni delle richieste per il reddito di cittadinanza si fa un primo bilancio. Ai CAF CGIL 700 le domande presentate, con un afflusso di utenti in crescita rispetto ai primi giorni. L'afflusso è costante, quindi si sale all'incirca di un centinaio di domande al giorno di fatto. Molte persone, altrettante, all'incirca sempre oltre le 700, già di appuntamenti fissati per fare l'ISEE, perché chiaramente non avendo il parametro dei 9.360 le persone si attivano oggi per cercare di fissare un appuntamento per fare l'ISEE. Appurato questo dato, poi i cittadini fisseranno eventualmente un altro appuntamento per le domande. Sono più i giovani a presentarsi, gli stranieri risultano essere in numero maggiore rispetto agli italiani. Dunque, dal punto di vista organizzativo tutto sta procedendo senza particolari problemi, restano invece le perplessità legate al provvedimento. Bisogna fare attenzione se ci sono variazioni nell'arco da quando si è fatta la domanda. Diciamo che ci sono molti parametri e paletti che devono essere rispettati e si può correre il rischio di non rispettarli e quindi di perdere di fatto il beneficio. Intanto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, condivide la notizia su Facebook di un video in arabo diffuso in rete che spiega come ottenere il reddito di cittadinanza. Ennesima riprova, scrive la Meloni, di come questa forma di assistenzialismo non aiuterà i veri bisognosi, ma sarà un sussidio per i immigrati e a pagare saranno i lavoratori italiani.